In poche ore sono cadute 100 mm di pioggia complessivamente, con una punta tra le 4 e le 6 di questa mattina, dove in alcune aree del comprensore sono arrivati oltre 30 mm in un'ora, quindi 60-70 mm in 2 ore. I dati del consorzio di bonifica fotografano chiaramente le dimensioni della perturbazione che nella notte ha interessato anche il territorio del Veneto orientale. La pioggia ha colpito in maniera intensa soprattutto la zona costiera, ma anche alcune aree del territorio di San Michele al Tagliamento, come si vede dalle immagini che riguardano i territori di Cesarolo e Marinella. Abbiamo molte aree, delle aree est e ovest del comprensorio allagate, zone di campagna e la piazza di Cesarolo, la via Conciliazione a Cesarolo. Anche Jesolo con via Manzoni ha subito un allagamento, ma dovrebbero rientrare rapidamente queste esondazioni dovute alle precipitazioni intense che in un paio di ore, dalle 4 alle 6 di questa mattina, hanno scaricato oltre 90 mm, 100 mm di pioggia in queste aree che vi ho appena illustrato. Gli impianti hanno funzionato tutti, le quote nei canali sono rimaste seppur elevate all'interno degli alvei, quindi non ci sono state esondazioni di canali. Le esondazioni sono dovute proprio a queste bombe d'acqua, come oggi si chiamano, questi nubifragi che hanno creato queste lame d'acqua che si innalzano prima di entrare nel canale e nelle fognature, insomma. Non ci sono state situazioni di criticità che hanno riguardato le abitazioni, ma per i tecnici sono state ore di attento monitoraggio. Abbiamo tenuto d'occhio tutta la notte l'evolversi della situazione e i centri di telecontrollo, verificando che tutti gli impianti funzionassero, i canali fossero efficienti e non ci fossero ostruzioni. Siamo intervenuti con le squadre dei reperibili quando qualche problema di stacco di impianto dovuto a salti di rete, eccetera, doveva essere recuperato e ripristinato immediatamente.